Tu non scrivi niente, mi capito? Lascia fottere queste cose. Lascia fottere queste cose, che io non voglio sentire parlare della trisella di Rotondella. Io voglio parlare del deposito nuovo, non di quello vecchio. Guarda, ste cose l'ha da sapere, zia Maria. Voi capiamo che l'ha da sapere tua figlia, mia sorella Antonietta, è incinta. Sta all'8° mese di gravidanza. L'ha da sapere tutte le persone di Basilicata. Voi capisci o non capisci? Ma vuoi parlare del deposito nuovo? Vabbè. E allora parliamo del deposito nuovo. Parliamo del deposito nuovo con molto. Allora, il deposito nuovo che il governo ci vuole piazzare qua in Basilicata, l'hanno approvato il decreto il 14 novembre del 2003, quando tutti gli italiani col cuore a pezzi aspettavano il rientro dei carabinieri uccisi a Nassiriya, loro approvavano questo decreto, che poi l'hanno chiamato 314 di numero, e l'hanno chiamato 314 in onore a Pitagora, perché Pitagora ha tenuto proprio nel Metapontino la scuola di matematica e filosofia, e Pitagora ha scritto un teorema che dice raggio per 314. E il governo ha fatto un decreto che dice raggiro per 314. L'hanno fatto in onore a Pitagora. E poi a parlare sempre di questo decreto, all'inizio del decreto se la pigliano col pericolo delle scorie. Il pericolo delle scorie radioattive. Cioè il pericolo delle scorie radioattive, cioè dicono è talmente alto il pericolo delle scorie radioattive che l'unica cosa da fare per fare in modo che i terroristi non bombardino queste scorie nucleari è di prenderle e di stoccarle e di portarle tutte in un luogo ideale che è il deposito unico, che deve essere fatto a Scazzano, che è l'unica località terzo capolingo Palaterra, entro il 2008. E mia mamma era. Non era morta mia mamma, è viva mia mamma. Si chiama Era come la dea, perché niente, è nata su un campo di grano mia mamma, mentre mia nonna mi metteva per qualche padrone. È nata piccola, magra, malnutrita, ed è nata proprio vicino al tempio di Era. Le tavole palatine, un tempio che si vennero a costruire i greci nel Metapontino nel V secolo a.C. E mia mamma si chiama Era come la dea, ma mia mamma si chiama Era senza l'H però. E mia mamma Era allora dice, ma Nico, tu invece di tranquillizzare tua mamma, a tuo zio dell'America, invece di tranquillizzare che fai? Ci parlo di terroristi, ci parlo di tubi radioattivi, ci parlo di secondo tu tranquillizzare tua zia Maria dell'America. E mio padre, hai ragione tua mamma, Nico, passa foto, sai che c'è? Tua zia Maria la lettera in giardino dell'America, a Buenos Aires. Quello non sa leggere, è analfabetico come me. Sa far leggere da qualcuno dell'America scopre dei terroristi, dei tubi contaminati, delle cisterne, addio il commercio di fragole e mandarine, la sa fottere. Guarda, io me ne strafotto il commercio dei fragole e mandarine. Io voglio che la terra nostra sta pulita, punto e basta, e la lettera la scrive, la strafotto. Dammi sta lettera, si andava dopo. Mio padre si alza e comincia a inseguire torno tavolo. Dammi sta lettera, sa che la lettera non te la do, la già scrive a zia Maria. La so sta attorato, dice mia mamma Era, tiene male di panza, domani si andava alla risonanza magnetica nucleare. Io non me ne faccio di queste schifezze, capito? Io non ci voglio trasare di sposare. E tu non mi sa cazzo lettera santa, madonna, dammi sta lettera, non la voglio la lettera, dammi sta lettera, non mi fa arrabbiare, non mi fa arrabbiare. Guarda quanto formicolo dopo siamo a tornare, guarda quanto formicolo dopo siamo a tornare, dammi su scopire. E mia nonna Rosa. Mia nonna Rosa ha avuto un ictus, è una contadina di 93 anni che ha avuto un ictus, che l'ha rintronato, paralizzato del tutto, ma che tiene una salute, nonostante l'ictus, che vede mattonelle però da tutte le parti, come le mattonelle vede le formiche. E allora Ciuffato ci dice, che teniamo vicino al fochettino ammazzato per sterminare il formico che vede solo dalla capasoia, e c'è rimasta una sola mattonella, e lei tira ammazzato per sterminare le formiche e le mattonelle cadono sotto i colpi di una contadina di 93 anni che tiene una salute di ferro, che ha nucleare, mia nonna. Mia nonna è abituata alla terra. Insieme a tante altre contadine, agli inizi del secolo Novecento, partirono da zone interne della Basilicata, tipo Rapolla, Ruoti, Avigliano, e se ne scesero sullo Ionio per la terra che era fertile
E mio padre sempre mi attorno a tavola. Ma che dice? Non dei cazzi scurili, dico. Che scanzano Ione che 1900 ancora non c'era. Scanzano Ione che è diventato un municipio comune 2974 e 300. E dammi sta cazzo di lettera, non la scrivo la lettera. Dove me la scrivo la lettera? No, tu non la scrivi, ma faccio scrivere a tua sorella Antonietta, che lei tanti schifezze non le scrive. Non le scrivo e papà che non le sa mia sorella Antonietta. E invece le deve sapere queste cose, perché è un bambino che sta per la cosa, interessante per voi. Non la voglio la lettera, e voi pa, non si scrive solo la lettera lì. Scrivi mai in festa, già il tappezzare tutto l'Italia, non scrive. Storia, la voglia che spera dall'aria, in voglia fa parte della storia, agenda mia, non perde la memoria, se vai agita sul territorio. Storia, la voglia che spera dall'aria, agenda mia, non perde la memoria, in voglia fa parte della storia. Sono scariche legali, legalizzate, in cambio di mazzette, profumate, plutonia, vedi noi 69, ancora nelle nere ci sono le prove. E pensa alle creature che sono nate malate, le case delle oceanie sono mendate, soldate, che la terra è già contaminata. E dice ma che stai danni sbagliati.